Cosa vuol dire donare un organo? Per me vuol dire aiutare un'altra persona o più persone. Dal 2002 ad oggi sono 20.000 le donazioni di organi, 29.000 i trapianti, ma le iscrizioni alle liste d'attesa sono 64.000 e 121.000 le dichiarazioni di volontà. Diciamo che le grandi province, che sono quella di Padova e Verona, sono sicuramente, unitamente alle aree provinciali di Treviso, di Vicenza, quelle che danno più numeri per quanto riguarda la donazione degli organi. I dati per il Veneto sono ancora confortanti, ma non basta, serve di più. Una volta ottenuto l'organo bisogna portarlo, bisogna trapiantarlo, bisogna prolungargli la vita, quindi è tutto un lavoro è un lavoro trasversale. Da qui il via per il secondo anno consecutivo della campagna Dai tempo alla vita di Fittot, fondazione per l'incremento dei trapianti d'organo e tessuti onlus. Per aiutare la ricerca scientifica sui trapianti basta un SMS al numero 4557 per donare 2 euro. Mancano fondi per la ricerca, sempre quelli. Quindi quando non ci decideremo di farlo, mancano anche alcune leggi particolari, ma mancano soprattutto i fondi. Una campagna per far passare il messaggio che serve una maggior diffusione della cultura dei trapianti. È il regalo più bello che uno può ricevere nella vita, perché si passa dal terrore di non farcela alla gioia di vivere, di riapprezzare tutto quello che la vita ti può dare. Donare gli organi è un atto d'amore importante ed è un atto d'amore che in Veneto è sempre stato fatto proprio a piene braccia. Io mi auguro che continui così.